Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Si è svolta venerdì 4 febbraio l'inaugurazione ufficiale della chiesa San Pietro Martire di Baruchella. I numerosi parrocchiani presenti l'hanno trovata più bella e accogliente e le autorità civili sono soddisfatte del recupero di un importante bene architettonico. Sì, mi piace molto. Ha un tocco più di luce, sembra quasi più illuminata. Tutte le piccole imperfezioni che c'erano sono state tutte curate. È stata fatta una grande meraviglia, così il nostro cuore è più sentito anche a frequentarla più spesso. Per la nostra comunità avere una chiesa restaurata in questo modo credo che sia una soddisfazione per tutti. Le autorità religiose, il parroco Stefano Maniezzo, l'ex parroco Stefano Marcomini e i responsabili dei beni architettonici e culturali diocesani Giorgio Seno hanno espresso soddisfazione per la settecentesca chiesa restaurata. Adesso ci troviamo una chiesa nuova, penso che l'opera successiva sia il continuare a formare i cristiani. Siamo partiti 6 anni fa per arrivare adesso, quindi gioisco per tutta la comunità di Baruchella. È un patrimonio davvero cospicuo, ecco, che costituisce un po' l'orgoglio e quindi giustamente dobbiamo tutelarlo, conservarlo e valorizzarlo. L'architetto Furini, che ha diretto il restauro, ci ha spiegato come si è svolto l'intervento. Abbiamo inserito un sistema di micropali per portare i carichi dell'edificio a un terreno sottostante più sicuro. Si sono cucite tutte le lesioni con cuci e scuci delle murature stesse e anche con barre in acciaio fissate con resine epossidiche. Abbiamo rintonacato tutta la chiesa e abbiamo cercato di trovare la coloritura più idonea, oltre alla messa in sicurezza di quello che poteva essere l'impianto di illuminazione. Dal 1° aprile ricominceremo il cantiere per il restauro principalmente della volta del soffitto dipinto. Lo storico locale Maurizio Tramarin ha illustrato alcune caratteristiche della chiesa. Negli anni '80 ci siamo accorti che praticamente la chiesa era rimasta senza fondazioni, è stato necessario un secondo intervento e speriamo che adesso almeno dal punto di vista statico la chiesa sia definitivamente a posto. All'inaugurazione erano presenti gli enti finanziatori. Per la Regione Veneto, che ha stanziato 66.000 euro, c'era l'assessore Isi Coppola e per la Fondazione Cariparo, che ha stanziato 100.000 euro, il vicepresidente Fabio Ortolan. L'inaugurazione è stata resa ancor più solenne e sentita dagli allievi del Conservatorio Venezia di Rovigo, che si sono esibiti in un concerto d'archi applaudito dal pubblico.